se oggi abbiamo convocato questa conferenza stampa era per presentare i coordinatori sia dell'area provinciale sia quelli comunali che formeranno la squadra e che porteranno avanti questo partito. Almeno io personalmente mi sono reso conto che al problema non si trova mai una soluzione, alla quotidianità, a tutto quello che colpisce la gente, le amministrazioni non trovano mai soluzione. L'unico appiglio che trovano è sempre dire ma quelli che c'erano prima è colpa loro. La determinazione e la voglia di fare nelle donne sono stata dentro la consulta per alcuni anni qua nel nostro comune e anche questo mi porto come esperienza di fatto. E di promettere è che tutto il lavoro che andrò a svolgere con il mio gruppo, soprattutto anche con il coordinatore a livello locale Mattia Boscolo, sarà quello di avvicinare i giovani. Sono uno studente di ingegneria civile che studia presso l'Università di Padova e mi sono avvicinato alla politica circa un anno fa. Siamo riusciti a creare un gruppo giovani valido e con cui condividiamo delle idee in comune. C'è il congresso assemblea regionale che sta preparando il coordinatore Padrin, dove saremo tutti lì a fare delle proposte per Roma, perché poi a fine aprile ci sarà il congresso nazionale, il primo, dove scriveremo il programma di governo, le regole e il programma delle primarie. Cosa voglio dire? Che per quanto ci riguarda le primarie sono obbligatorie.